Ancora un weekend da bollino rosso sul fronte violenza a Palermo, una rissa, una scuola danneggiata e per l'ennesima volta un nuovo raid nella casa di padre Pino Puglisi, un bottino ancora più che preoccupante. Queste sono le immagini della violentissima rissa in zona tribunale. In un video diventato virale in pochissimo tempo si vedono due ragazzi che se le danno di santa ragione, con moltissimi ragazzi attorno a loro che cercano di sedare la lite senza riuscirci. Non si conoscono i motivi della rissa, molto probabilmente per futili motivi, e nemmeno se qualcuno dei due ragazzi, che ad un certo punto si vede nel filmato lottare anche per terra, sia rimasto ferito o meno. Queste sono invece le immagini che riguardano la scuola Madre Teresa di Calcutta nella zona della stazione centrale. La scuola elementare e media si è svegliata stamattina con i segni evidenti dell'assalto. Ladri e vandali sono penetrati nell'istituto, presumibilmente nelle ore notturne, e hanno vandalizzato alcune aule, furti e danneggiamenti. E poi, ancora una volta, presa di mira la casa di padre Pino Puglisi. Ennesimo danneggiamento a piazzetta Beato Padre Pino Puglisi. Ignoti hanno vandalizzato una fotografia che ritrae la venuta del Papa nel 2018, nel 25° anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi. Abbiamo provveduto naturalmente, come sempre, a sostituirla, a sistemarla, ma facciamo sempre appello alle istituzioni, soprattutto al Consiglio Comunale, che il 15 settembre di quest'anno si è riunito proprio in quel luogo sacro di martirio e dove avevano promesso che dovevano implementare con altre 2 telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Roberto Lagalla, presa la notizia del nuovo raid, ha annunciato che davanti alla casa museo di padre Puglisi saranno fissate delle telecamere di videosorveglianza. La mia richiesta sarebbe una casa popolare, perché vivo in affitto con 2 minorenni, di cui uno anche ha l'invalidità, quindi avrei molto bisogno di questa casa. È la richiesta di Alexandra. Il suo nome è tra quelli di chi cerca una casa popolare. Da tempo aspetta una chiamata, ma il telefono non squilla. Spero che lo trovo questa chiamata prima che è possibile, perché mi sarebbe di grandissimo aiuto. Come lei, a Siracusa ci sono altre 1200 famiglie. Tutte sono in cerca di un tetto dove stare. È un dato preoccupante, denuncia il Sunia, in una città dove non si costruiscono alloggi da più di 40 anni. Da diversi anni che noi sollecitiamo l'amministrazione comunale e il sindaco in testa a rispondere a questa esigenza abitativa. Oggi siamo nel momento più eclatante. A pagare le spese di questa emergenza abitativa spesso sono anche i bambini. Chi sono le persone che cercano casa? Un identikit possiamo farlo? Ma sono persone che hanno un reddito sotto i 10.000 euro, che non riescono ad avere un mutuo, che non riescono ad affittare a canone libero e sono costretti ad andare in coabitazione. Invertire il trend per il segretario provinciale del Sunia si può, serve buona volontà e un grande aiuto potrebbe darlo il PNRR. È un veicolo che può soddisfare determinati tipi di esigenze sul nostro territorio. L'emergenza abitativa non si ferma soltanto a Siracusa, ma riguarda tutta la Sicilia. Migliaia e migliaia le famiglie in difficoltà che aspettano una casa popolare. Nel 2022 è stato registrato anche il boom di sfratti, oltre 7.000 le richieste di esecuzione, più 232%. Dal Sunia si aspettano un incontro con l'assessore regionale Albano al più presto. Giusto parlare di questa problematica, ma servono fatti, aggiungono. Sangue, organi, campioni biologici e farmaci in meno di mezz'ora. Alle Isole Eolie, l'ASP di Messina è pronta ad avvalersi di un sistema innovativo per trasferire il materiale d'urgenza all'ospedale di Lipari attraverso l'utilizzo di droni. L'idea è stata del direttore dell'unità operativa trasfusionale di Patti, Gaetano Crisà, ed è già stato effettuato il primo volo sperimentale proprio da Patti a Lipari. Il drone è stato dimensionato per la tratta che è necessaria per trasportare sia in urgenza che in routine il sangue dall'ospedale di Patti all'ospedale di Lipari, ed insiste sul drone una tecnologia di ultimo livello, quindi una intelligenza artificiale che consente di governare il drone in completa autonomia ed è la prima volta in Italia che viene
messa in atto il trasporto di sangue e di emoderivati con la tecnologia dronica. Il progetto è stato sviluppato da una start-up nata come spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ha brevettato la capsula smart montata sul drone. Sarà in assoluto il primo servizio di trasporto sangue attraverso droni dalla terraferma verso un'isola. Il sistema può volare solo sulla traiettoria prefissata e preautorizzata e può resistere a venti sino a 60 km orari e alla pioggia. Il drone è previsto, garantisce la tratta con condizioni di vento fino a 45-50 km orari, e in caso di burrasca, viene così determinata la burrasca, il temporale, non è consigliabile, comunque ci sono dei vincoli da parte dell'ENAC che non consentono la tratta. Può coprire la tratta verso Lipari in meno di 27 minuti, ma è una tecnologia che in prospettiva potrebbe essere utilizzata anche per le emergenze in altre isole minori siciliane. In Sicilia le zone che necessitano, che sono difficili da raggiungere, come le isole, sia le Eolie che le Egadi, ma anche le aree pedemontane o di alta montagna. Ha sofferto ma si è rialzata. Luciana Germano di Gela si è lasciata dietro le violenze di un amore tossico. Voleva diventare una modella, ma poi la sua vita è cambiata. Il ring è diventato la sua nuova casa. Tante ore di allenamento e la voglia di farcela. Così, a 27 anni, ha conquistato il titolo europeo di kickboxing. Stavo male perché avevo subito delle violenze fisiche. Quindi ho trovato nello sport il modo di sfogare e di riprendermi, perché questa è una sfida, ogni giorno una sfida contro me stessa. Luciana sa quanto si soffre per il dolore. La sua storia ha spinto altre donne a denunciare. Quando inizi a subire queste violenze, inizialmente dici è colpa mia, magari ormai me la sono scelta, ormai non ne posso uscire, quando invece bisogna prendere consapevolezza di questo, che si può uscire benissimo e che non è colpa nostra. Imparare ad accettare le sconfitte. Lo sport è anche questo per Luciana, che ha aperto una palestra a Mazzarino e accoglie forza, tanti giovani. Aiuta i bambini anche tramite i corsi che si svolgono qui nella mia palestra, aiutando insomma i bambini, sia i bambini timidi a far uscire il carattere, sia quelli più diciamo i bulletti a farli calmare con l'aiuto delle regole che impongo, il rispetto delle regole, della disciplina e il rispetto per il prossimo. Altre tappe di una vita di sfide per questa giovane donna rinata. Campobello di Mazara, città sicura di Matteo Messina Denaro, sinonimo di latitanza, complicità, oscurantismo. Nell'immaginario di tutto il mondo il paese è coperto da un alone grigio di omertà che oggi prova ad essere squarciato dalla luce forte della cultura. Campobello riparte da qua, dal Cine Teatro Olimpia, riaperto dopo 35 anni di silenzio e polvere, perché la mafia si combatte anche così, con la cultura, per rilanciare tutto il territorio. Parola di Mario Incudine, il noto cantautore già protagonista di un'accesa campagna contro i gadget a tema mafioso, nuovo direttore artistico dell'Olimpia. Noi vogliamo che il teatro sia veramente la cosa più importante per lottare la mafia, per combattere la mafia. Noi vogliamo che il teatro possa sensibilizzare una coscienza collettiva, creare massa critica e soprattutto sconfiggere la mafia grazie alla cultura. David Coco apre il cartellone con La grande menzogna di Claudio Fava. Dal musicista Sergio Cammariere a David Coco, passando per il mattatore Roberto Ciufoli e Giobbe Covatta, un cartellone di 8 spettacoli con artisti di rilevanza nazionale e internazionale che daranno una nuova prospettiva a tutta la comunità. È da lì che noi stiamo cercando di partire per ridare nuova dignità alla nostra città, che è stata molto vilipesa e martoriata per le vicissitudini che ha dovuto attraversare a suo malgrado in questi ultimi mesi. Di rabbia e d'amore. Perché un teatro aperto, attivo, vivo, significa emozione, empatia, cultura e tanta riflessione anche per le nuove generazioni.
Se sarà la svolta lo sapremo presto, già da mercoledì a Teramo con il Monterosi e domenica prossima con l'Avellino. Ma qualcosa in casa Catania, soprattutto nel secondo tempo della vittoriosa sfida col Taranto, si è vista. A parte il modulo con la difesa a 3 è l'interpretazione che fa la differenza. Ad esempio le azioni di gioco meglio costruite partono dall'inserimento dei braccetti difensivi. A sinistra è Mazzotta a combinare con Zammarini e servire Di Carmine. Il pallone sfila di poco al lato, ma serve a capire che qualcosa può succedere. E infatti da destra arriva la seconda incursione, questa volta vincente. Chiricò premia l'avanzata di Castellini ed è dal difensore che scaturisce il cross, poi Marsura appoggia e Di Carmine trasforma. Abbiamo cercato di evitare magari quelle ripartenze che subivamo con l'altro modulo, ma possiamo utilizzarle tutte e due, dipende anche da che tipo di avversario vai ad affrontare. In queste partite così possiamo avere un po' più di giocatori, magari sia esterni che dentro, perché possiamo giocare con 5 giocatori quasi sulla loro linea, quindi possiamo ottenere là un po' più spesso gli avversari. Importanti anche i ritorni come quello di Rizzo che dà il là all'azione dell'1-0, non possono mancare i legni. Nel conto con la sfortuna si iscrivono anche Curado e Dubiscas che poteva realizzare il 2-0. Tanto è vero che anche i tifosi ci giocano un po'. Per l'allenatore un corno porta fortuna, ma il talismano è stato Di Carmine. Le ultime 2 partite soprattutto, che quelle prime no, ero marcato da 3 come oggi il primo tempo e avendo i 2 esterni tanto larghi mi creavano pochi spazi e quindi avevo tutti gli uomini addosso. Giocando così con 2 trequartisti vicini le difese si aprono e quindi io posso ricevere più palloni giocabili in area di rigore. Il prossimo avversario per finire, il Monterosi è in coda, 2 pareggi e 7 sconfitte nelle prime 9. L'ultima ad Avellino con i laziali che sono andati in vantaggio, poi gli irpini hanno rimontato vincendo la gara 2-1 nel finale con Gori.